Beh, una buona porchetta si prepara intanto togliendo tutte le ossicine ad uno. Dopodiché sale. La prima fase è mettere il sale, poi un pizzico di pepe nero e poi del finocchietto selvatico che dà un aroma particolare. Mettiamo degli aromi sempre naturali però già macinati. Ma cosa rende una porchetta davvero speciale? Il tipo di carne, la lavorazione, qual è il segreto? Allora, il segreto intanto è il tipo di allevamento che facciamo della porchetta allo stato brado. Solo suino nero. Riusciamo ad avere la materia prima che chi l'assaggia non riesce a dimenticarla e quindi ritorna a cercarci. Dopodiché gli aromi è uno degli altri segreti. E adesso iniziamo a legare. Il suino nero riusciamo ad allevarlo fuori in qualsiasi periodo dell'anno. Il suino d'allevamento, il suino bianco, non è facile allevarlo fuori allo stesso modo del suino nero. Questa stanotte verrà cotta e domani verranno fatti i panini con la porchetta. La cottura è molto importante perché dobbiamo stare attenti soprattutto che viene messa nei panini. La cotenna deve rimanere morbida e non croccante perché altrimenti nel panino poi si perde il gusto di mangiare. Sarà una cottura lenta, parliamo di 7 ore, 6-7 ore di cottura una porchetta del genere.